Eder, Mech, Pallister. Sebastiano, sei diventato un tipo solitario? Diciamo famoso? Sì, sei addirittura più famoso di quanto lo fosse Marco Carena negli anni 90. Avrei preferito non esserlo. La vita con Liliana è durata 32 anni, da quando ci siamo conosciuti, dopo piano piano siamo cresciuti e abbiamo aspettato alcuni anni per poterci sposare. E io ero sposato, ho lasciato la famiglia. Mi ricordo benissimo quel giorno che a casa con la mia prima moglie e con i miei figli ho raccontato che mi trovo in questa situazione di amare una donna e di voler andare a vivere con lei. E con loro ho parlato di questo. Ho detto: guardate, io sarò sempre con voi, sarò sempre vicino a voi e qualsiasi cosa avete bisogno io sarò sempre vicino. Da quanto racconti hai vissuto anche dei bei momenti con Liliana. Sono sempre stati belli perché già dall'inizio, come tu sai, io facevo cross, andavamo su e giù per i monti, una cosa e l'altra, ci siamo sempre divertiti. È stato un amore intenso? Molto, molto, molto forte, una bella esperienza, una storia d'amore semplice, senza grandi cose, però eravamo noi, eravamo fatti uno per l'altro. Com'era Liliana negli ultimi giorni? Beh, diciamo che Tu te l'aspettavi che ieri sera la Roma riuscisse a fermare la Juventus a Torino? se tu mi lasci parlare, io volevo un po' raccontare questi nostri 32 anni. Io volevo un po' soffermarmi su quello che comunque è stata la nostra vita. Io sono passato da essere fotoreporter del Messaggero, dove ho lavorato tantissimi anni, ero stimato, sono sempre stato stimato, di grande rispetto e di grande professionalità. E Liliana 5-6 anni è stata con me, perché lei veniva il venerdì, stavamo insieme sabato e domenica e lavorando. Mi ricordo dei fatti importanti, la visita del Papa Giovanni Paolo II, sai, Liliana era là, era vicino a me, facevamo le foto. Mi ricordo che una volta che eravamo lì proprio in Piazza Vittoria, che c'era tutta la gente, tutto quanto, gli ho detto: Lili, guarda che mi sono dimenticato il teleobiettivo, vai a prendermelo che è là dietro. E lei piano ha dato a prendere. È una delle tante storie. Poi comunque mi aiutava con le foto di pallacanestro, stava sotto il tabellone, addirittura c'è ancora una coppa che la società di pallacanestro ci ha dato a Liliana per aver pubblicato una foto meravigliosa durante una partita, perché poi tantissime foto facevo io, tantissime faceva lei e 2 o 3 foto se le pubblicava sempre, una delle tante. Poi diciamo facevamo i nostri viaggi. Io avevo un ragazzo, Dario, che comunque era un bravissimo fotografo, poi ne avevo ancora un altro che mi sostituivano. Quando io e Liliana decidevamo di andare da qualche parte via il sabato e la domenica, per dire, no? E poi piano piano il nostro affiatamento è sempre cresciuto. E abbiamo passato momenti anche difficili, perché comunque le cose non era tante volte facile, perché la famiglia sua, io avevo parlato con la mamma, avevo parlato con la famiglia sua e loro non sono stato visto bene, ecco, diciamo, perché comunque dicevano era sposato, figli, quello o quell'altro. Io ho detto: guardate, io ho già predisposto la separazione, appena possibile faremo il divorzio, dopodiché ci sposiamo, e così ho fatto. Io ho rispettato tutte le cose dopodiché nel 95 io sono andato
a vivere a Trieste, sono andato via di casa. E poi avevo lo studio in Palazzo Lantieri e piano piano anche lì mi sono distaccato e piano piano mi sono trasferito a Trieste. Comunque devi pensare che Liliana lavorava in regione e comunque anche quando sono andato a vivere a Trieste, che comunque facevo sempre matrimoni, facevo sempre il mio lavoro di fotografo, quello che ho sempre fatto. Già facevi il tuo lavoro di fotografo, però come mi disse l'albergatrice, in giro eri molto vago sul tuo ruolo, così molti pensavano fossi un giornalista, un inviato. Come mai poi hai perso quel lavoro? No, perché quella volta, nel 95, è successo questo, che i due giornali si sono accorpati. Di conseguenza la nuova società ha deciso di tenere un fotografo per tutti i due giornali. Una volta c'era Bumbacca per il Piccolo e io ero per il Messaggero. Di conseguenza hanno scelto lui e io mi sono trovato senza lavoro. Comunque poi dopo ho continuato le mie cose. Poi continuando Liliana lavorava in regione, di conseguenza io praticamente ero a casa lunedì, martedì, il mercoledì, il giovedì. Il venerdì, il sabato, la domenica. Perché lei lavorava. E infatti per questo qualcuno ha iniziato a insinuare che tu vivessi alle sue spalle. Sì, ma facevo anche, se mi sono dato da fare come sai che non ci fermiamo di fronte a niente, no? E comunque è stata una bella esperienza. Poi lei è andata in pensione, non sono tanti anni fa. Comunque abbiamo sempre viaggiato dappertutto, dalla Spagna alla Francia, all'Austria, alla Germania, in Slovenia, siamo stati in Romania, siamo stati in Bosnia, siamo stati in Grecia, ogni anno si andava. Avevamo parlato con un'agenzia sulla Cesana e avevamo progettato di andare in febbraio diciamo in Brasile, a Ubatuba, che io ho degli amici, Sandro e Ligia, che hanno una casa a Trieste e loro quando qua è in inverno, loro hanno l'estate e là praticamente si trasferiscono 6 mesi, fanno 6 mesi là e 6 mesi qua. E noi in febbraio avevamo già parlato con l'agenzia e dovevamo andare, sono stati intervistati anche Sandro e anche l'agenzia che hanno confermato questo. Io posso così intuire che Liliana, quando è andata in pensione, che non vedeva l'ora, contava i giorni qua e là, però quando al momento in cui è andata in pensione si è resa conto che comunque quel mondo là non esisteva più per lei, perché quelli amici che andavano a bere il caffè qua e là, e Liliana mi diceva: ma sono andato stamattina, ho telefonato a uno o l'altro, questo e nessuno viene a bere più il caffè. Lei era molto attaccata al suo, tra l'altro era capo ufficio, aveva delle responsabilità, quella che andava a parlare con gli assessori, con quello, con quell'altro, e comunque era una donna rispettata. E di conseguenza, al momento in cui è andata in pensione, gli è cambiata la vita. Poi il problema grosso è stata la perdita della madre, era molto attaccata. Poteva essere 2016, non so che anni potevano essere, non lo so. Comunque per lei è stato un trauma, anche perché c'era il problema della casa. E questo ha creato non pochi problemi, perché lei voleva riscattare dall'Ater la casa dove stava la mamma, e lei aveva parlato con l'Ater di Trieste e gli avevano detto che con 60 milioni, 60.000 euro si riscattava la casa. Quando è morta la mamma, che poi buon funerale, tutto questo e quest'altro, lei è andata all'Ater e l'Ater gli ha detto che avevamo già i soldi là pronti. Gli ha detto che non aveva più quel prezzo, aveva 190.000 euro e allora lei è lì è andata in tilt.
Comunque, abbiamo continuato nella nostra vita. E ultimamente l'avevi vista cambiata? Era un po' diversa, comunque, noi avevamo, anche io ho i momenti che vado in tilt, così qua e là, momenti così, e così anche lei, no? Specialmente magari in mezza stagione, così, poi sai, comunque noi ogni weekend si andava da qualche parte, estate, inverno che sia, qualche volta no, qualche volta sì, però si andava o in zona qua, comunque avevamo amici che comunque ci ospitavano in Carnia, qua e là, una roba e l'altra, oppure si andava in Slovenia e avevamo le nostre basi in Croazia, e poi d'estate si andava in Grecia, e poi viaggi in Romania, come ti dicevo prima, in Bosnia, e così. In questo quadretto di famiglia idilliaco, che cosa hai pensato quando invece è sparita? Ma guarda, questa è una domanda che comunque non vorrei rispondere. Ma dai, non l'avrei mai detto. Anche perché è un momento estremamente di confusione, perché io mi sono trovato a casa aspettando Liliana e sono successe tutte queste cose qua, che comunque non ne voglio parlare, di questi vicini. Io mi rendo conto che ogni volta che parlo di queste cose qua dico sempre cose diverse, perché c'è una grande confusione dentro. Guardate, se voi mi chiedete, adesso si scherza, ma cosa facevo con te quando abbiamo viaggiato qua e là, mi ricordo tutto. Sì, generalmente una persona, tranne naturalmente a Trieste, quando racconta 100 versioni dello stesso fatto la si ritiene sospettabile. Nel tuo caso invece si fanno giusto 2 risate. È stata comunque è stata molto dura, anche perché mai più nella mia vita pensavo questo, ma poi questo lo abbiamo saputo successivamente, capisci? Non è che devi immaginare che ero lì, che aspettavo mia moglie qua e là, e sono successe queste cose qua che comunque veramente ti... Vabbè, non ti preoccupare, si sa che davanti a certi argomenti vai in tilt, però c'è anche qualcuno che ti ha aiutato. Io ho avuto un aiuto moltissimo dalla polizia, veramente devo ringraziarli perché mi sono stati vicino. Hanno fatto il loro lavoro, quello che dovevano fare l'hanno fatto, hanno guardato la casa, dentro, fuori, tutto quanto quello che hanno ritenuto opportuno. Io non mi sono né opposto né niente. E poi quello che è successo, come è stato fatto, questo comunque. Io ho avuto la fortuna di conoscere i più grandi criminologi in Italia. Ad esempio sono stato a fare un reportage fotografico per il Mostro di Firenze e ho conosciuto i più grandi criminologi e ne abbiamo parlato questo. Io mi ricordo che mentre c'era questa presentazione gli ho detto: ma scusate, sono 40 anni che del Mostro di Firenze, sono 40 anni, cosa avete ancora da parlare? Ma sai, ci sono ancora 16 casi che non sono stati così, e ho avuto la fortuna, mi hanno portato a vedere dei posti dove... E ho conosciuto i grandi criminologi e io ho detto: guardate, io ho bisogno anche di voi, perché comunque voi siete dentro in questo mondo e ho avuto contatti e siamo al punto di partenza, cioè non ci sono cose certe, ci sono supposizioni, pensieri, ognuno ha il suo modo di vedere le cose, e perché così, perché colà. Quello che conta adesso è avere delle risposte. Io spero che, ti ricordi, la procura aveva chiesto l'archiviazione per suicidio, io assieme anche ai familiari, per carità, ma anch'io assieme ai miei consulenti, dottor Barisani e io sfido chiunque a vivere quello che sto vivendo adesso. Ci sono dei vuoti di memoria che ci siamo opposti, è stato riaperto
è il caso non più per sequestro di persona ma per omicidio. Di conseguenza certe cose non possiamo parlare. Cioè, gli inquirenti sono già a conoscenza, ci sono delle persone che sono attenzionate. Comunque con quel quadro è difficile credere al suicidio. Pienamente d'accordo con questo. Stiamo parlando di cose che comunque non spetta a noi parlare. Ci sono i periti, ci sono anche i miei consulenti della famiglia. Comunque stiamo lì cercando di capire quello che può essere successo e da loro aspettiamo delle risposte. Io spero che comunque già per me è stato una cosa sconvolgente la riesumazione del corpo, perché già, per dire, dopo 2 anni il corpo viene tirato, la bara viene portata a Milano con quello che resta del corpo di Liliana. Il dottor Maresani, mi ricordo, mi ha detto: Sebastiano, tessuti molli non ce ne sono più e gran parte delle ossa sono polverizzate. Adesso sarà dura cercare di capire cosa si potrà ottenere da questo nuovo esame, capisci? Questo è, io ti dico sempre, aspetto di avere il corpo di Liliana per poterlo cremare, perché queste erano le volontà di Liliana, anche le mie, e questo lo farò. Io, guarda, sotto sotto parlo sempre con Liliana, perché tu devi pensare che io vivo ancora nella nostra casa, dove ci sono gli armadi, ci sono i suoi vestiti, le sue maglie, le sue calze, le sue cose, i suoi pigiami. E questo posto vicino a me è sacro, guarda. Non è facile, guarda, credimi. Io ho tutti i suoi giubbotti, le sue cose. A volte non apro neanche l'armadio, guarda. Metto la mia roba, ho messo un tavolo, metto la mia roba là, perché non ho voglia di vedere le sue cose. Mi manca molto. Ci sono momenti in cui non ho voglia di vivere, guarda. Non ho voglia di vivere, guarda. Per fortuna questi momenti durano poco, poi prendi la tua bici e te ne vai in giro per il mondo. Per fortuna ho ancora delle persone che mi sono vicine. E gli amici li ho persi un po' tutti, un po' perché non ci sono più, un po' perché da lontano mi fanno capire che Sebastiano hai una storia troppo grossa per poterti star vicino, capisci? La gente si vergogna, ha paura, non sa, io mi rendo conto, tanti mi dicono ma così, quella. Ho avuto il modo di vedere, di leggere di qua e là, e ti dico, sono rimasto molto sconvolto di questo, perché ho trovato persone che dicono delle cose che non sanno, perché di Liliana e di me sappiamo solo me e Liliana. Solo noi due conoscevamo la nostra vita, perché noi eravamo lupo solitario, perciò tutti questi amici così ci si vedeva a compleanni, il battesimo, il matrimonio, un funerale, una cosa così, e restava lì. Però della nostra vita, della nostra storia, nessuno lo sa. C'è molta gente, gran parte della gente fa dei commenti giusti, positivi. Io non ho mai chiesto pietà o cose. Io chiedo solo, anche quando vedo in trasmissione dove ho 15 milioni di persone che mi guardano,
capisci? Io chiedo rispetto, educazione. Quello che a me fa male è gente che parla che non sa, che perché il youtuber ha detto questo, perché quell'altro youtuber ha detto quell'altro, perché, capisci? Cioè, la realtà non la sa nessuno. Dobbiamo dire che gli youtuber forse sono quelli che ne sanno di più su questo caso e che per tua fortuna probabilmente la verità non la sa nessuno. I parenti fanno il loro lavoro in base a questo. Cioè non è che si inventano le cose, questi sono gli elementi, queste sono le cose, capisci? Poi ti dirò una cosa, che io sono convinto che la verità non verrà mai fuori, secondo me. Perché guarda, tu hai detto, ma sei famoso in tutta Italia, credimi, sono famoso in tutto il mondo. Un anno fa sono andato in bicicletta su ad Erto e Casso e sono andato su in paese e ho detto, chissà che non trovo Mauro Corona. A un certo punto, tac, lo vedo lì in bar. Allora metto la bici, guarda, gli dico, sono venuto solo per salutarti. Ma siediti qua, prendi una birra. Boh. Però mi fa, e questo è vero, mi fa, Sebastiano, ma come hai fatto? Ho fatto cosa? Ma dimmelo dai, perché voglio ammazzare mia moglie. Quarto grado ti paga ancora? No, assolutamente no, loro ti pagano tutto, dalla macchina blu che viene a prendermi a Trieste, sotto casa, mi portano all'aeroporto di Ronchi, poi c'è il volo che mi porta a Linate c'è un'altra macchina blu che mi porta a Mediaset. Lì c'è l'albergo, mi preparo e vado in trasmissione. E voglio assicurarti, voglio dirti che io non ricevo soldi da nessuno. Lì gli unici che mi pare sono pagati sono gli opinionisti, i tecnici, tutte queste gente che comunque lavora nel campo, ospiti, non lo so se vengono pagati. Io comunque non prendo niente. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.